Allora, quello che so io, l'Italia ha vinto, quindi di conseguenza ha perso gli Hammers, quindi sono rimasti dietro e non so che cosa abbia fatto il Football 8 col De Angelis, poi vedremo. Sì, era vincere, ma vincere con... Questa ragazzi è veramente una squadra forte, forte, forte. E io su questa squadra qui ci puntavo veramente inizio anno, credevo che era una delle pretendenti al titolo. Per quanto riguarda i miei ragazzi posso dire solo una cosa, faccio un plauso a loro per la partita che hanno fatto, contro una squadra del genere è difficile recuperare, è difficile, l'abbiamo fatta, hanno messo tutti il 200% in campo, quello che io chiedevo e soprattutto se poi vedete le azioni, la stagione nostra secondo me si racchiude sull'ultima azione del palo, cioè addirittura una partita rischiamo di andare a vincere, un palo interno, la palla esce, l'attaccante nostro non arriva, purtroppo è una stagione maledetta e spero che tra qualche settimana verrà ripagata con una nostra, diciamo, contentezza, che ad oggi è ancora un po' di paura, dobbiamo andarcela ancora a giocare. Ma la prossima partita contro la Golbet è un'altra partita proibitiva. Però se i ragazzi giocano il nostro spirito possiamo giocarcelo. Sì, sì, assolutamente. Per noi sarà una finale, ma le ultime partite sono state tutte nelle finali per noi. Secondo me abbiamo sbagliato solo la partita con l'Italia, l'abbiamo proprio sbagliata a livello di testa. Non a livello di gioco, perché secondo me il primo tempo non abbiamo sfigurato un po' di testa. Il problema è questo, la Colbert è uno squadrone e apprezzo squadre come la Pisana che sono venute qui al campo oggi, hanno portato tutti i ragazzi a disposizione, i più bravi che ci hanno in rosa, tra i più bravi, non li conosco tutti, ma l'ha portata tutti quanti, se la so giocata, hanno giocato diciamo, la loro partita, sicuramente farà altrettanto la Colbert. Adesso gli unici giudici del nostro destino siamo solamente